You come here, ass fuck. Can your mind stand the shocking truth? Thrills, chills in MTV Trip. Non sappiamo dove ci porterà questo viaggio, ma ci stiamo preparando alla grande. Chi dando un taglio netto col passato e chi continuando con vecchie, consolidate abitudini. Che cos'è? È la macchina! Chi te l'ha data? L'ho ereditata da mio nonno. Ma che mestiere faceva tuo nonno? Il macellaio. Disagio tu? No. No, perché? No, mio nonno ci viaggiava tutti i giorni. Poi quando è morto ha voluto, insomma, l'ultimo viaggio farla con questo. Poi l'ho ereditata. Che culo. Sai cosa diceva sempre mio nonno? Questa macchina qua è sempre meglio stare davanti che dietro. Va bene. È fin lì. Sai cosa diceva il mio invece? Meglio un uovo fritto che una gallina morta domani. Era scemo mio nonno. I woke up this morning with the sun down shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then Nonno Oreste sarebbe stato fiero di me. Stavo portando in giro il suo carro, con tutti i suoi problemi, con tutta la sua storia, con bagagli decisamente più leggeri di quelli a cui era abituato lui, da tutti i punti di vista. Mangiavamo chilometri e cominciavano da subito i primi segni di squilibrio. Questa è la nostra Sicilia, boh. A Sicilia, dove ci sono gli agrumi di Sicilia e gli arancini di Sicilia. Capito, E fai la male. Sicilia. Guarda questa autostrada di Sicilia, boh. Ho capito, siamo in Sicilia. Guarda questo cartello di Sicilia, questa testa di Sicilia. Aia, mi hai fatto male. Leone. Presto avrete Giove favorevole per le questioni legali. Non dovete rinunciare alle vostre giuste battaglie, specie se interessano le proprietà. Con la dolcezza vincerete un contestatore in casa vostra. Cancro. Nulla è impossibile quando c'è volontà, ottimismo e fortuna. Generoso l'aspetto Luna-Mercurio per i soldi, ottimo per le questioni scritte, contratti verbali, incontri e viaggi, un po' trascurati in amore. Che c'è? Che c'è? Ma che agrumi? Ma che cosa stai facendo? Guarda le Stai tranquillo? Per lui, quanto sei sexy? Che lo sono a lei io? Siete fatti l'uno per l'altro anche a letto? Leggi le tabelle e segna le situazioni che trovi più comuni. Alla fine tira le somme e avrai un risultato in cui confrontarti. Sei pronto? Prova. Ti annusa tutto il corpo come un animale. Oppure, sì o no? Sì. Quindi segna. Ce l'abbiamo segnato. Brontola quando vuoi usare il preservativo. No. Per cui per loro una donna non è sexy per noi se Se non la usiamo.
se leggiamo a letto. Vabbè, ho capito. Se guardi la TV. No, ma non ci credo. Allora, Se guardi la TV mentre qua c'è lei è scritto, nuda. non sei sexy per il tuo fidanzato se stando insieme a te è diventato omosessuale. Minchia, non sei Non sono sexy. sicuri? A una mia amica è successo. Non sei E sexy. lei sa chi è. Non sei sexy se lui lancia un gridolino nel momento cruciale. Cioè. Ah. No, oh, così. Non sei sexy con lui se lui ha spesso erezioni la mattina. Perché? Ma che ne so? Non sei sexy per lui se ti ha regalato una penna. Loro sono deficienti. Sai dove andiamo? A Villa Rosa. Perché? Perché c'è fanno un formaggio. Famosissimo formaggio di Villa Rosa. Proprio così, formaggiai. Fanno un formaggio. C'è un formaggio particolarmente buono. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo. Con tutto il mio entusiasmo. Con tutta la smania che c'è in me. In me. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, about to slip down. 5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on? That I'm working in a coal mine, going down, down, down. Working in a Cosa c'è scritto lì? Cosa c'è scritto lì? Ma perché ti commuovi sempre quando senti Palermo? Dove stiamo andando? Tentiamo un accostamento a Villaggiosa. Se però non riusciamo a trovare l'uscita della Villaggiosa ce ne battiamo un culo e andiamo in un altro posto. Well, spread the same. Primo giorno di viaggio. Siamo praticamente in questo istante dentro il centro della Sicilia. The center of the Sicily. E direi che tutto è andato bene. A parte che c'è stato un piccolo incontro con una pattuglia dei carabinieri che ci hanno detto Tra che l'altro molto affabili e simpatici. di cui uno particolarmente affabile e simpatico E audace. ha detto Perché testuali, questa poi è una vacanza, non è che vogliamo vedere che stiamo lavorando. testuali parole, ha detto che offendiamo la morale dei morti. Io che pure i morti già avessero la morale, a dire la verità. Non lo sapevo. Non lo sapevo. E poi la frase più, come dire, intelligente e sagace che questo signore ha detto è stata: pensate un po', se poi magari vi vede uno che ha fatto un funerale lì dentro. Con tutti qua dentro? Ci stanno. Scusami Paolo, io mi fido tantissimo di dove mi stai portando te perché so che sei un grande conoscitore di formaggi. Ma dove cazzo siamo? No, niente, perché qua c'è un... Guarda qua, porto via. Prova ad andare là. C'è un formaggio lì, Oh, ma mi ha detto qua a me, Sì. Ma dove siamo? Che ne so io, che ne so io? Non so, la cartina c'è in te. Cosa c'entra la cartina ce l'ho io? Cioè, stiamo andando, non so, da un'ora. Luca, non lo so. non Se so. porto io il formaggio, la Villa Rosa, lì. Formaggio. Che c'è? Vai? Ma cosa vado? Non va? Vedi? Mica si è spenta, no? Non funziona l'acceleratore, Luca! Vedi? No, no! Spingi. Vabbè, spingi, pesa 100 Cosa devo quintali. fare? Vedi? Aspetta, 1, 2, 3, via! Spingi un po'! Paolo! Paolo! Oh Cristo, vieni a vedere! Oddio, una croce fatta di sassi! Ma no, è una merda! Oddio, Luca? Luca? Oddio, Luca! 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 Oddio! Oddio, no! No! Josh! Josh! Siamo nella merda!